la rassegna di quest'anno di Poesia e Cultura da gustare è stata realizzata in stretta collaborazione anche con CNA e l'EBAV, che è l'ente formativo ci fa piacere appunto. CNA ha il piacere ogni anno di aiutare alcuni nostri ragazzi con una borsa di studio per aiutarli, ragazzi meritevoli, con queste borse di studio perché possano proseguire con orgoglio e maggior profitto ancora, speriamo, il loro percorso scolastico. Bene, allora i nostri ragazzi sono 5, quindi ora li invito uno ad uno. La signora Manuela consegnerà la borsa di studio e l'assegno simbolico che poi sarà invece formalizzato con l'IBAN, con tutte le varie formalità. Il primo è della classe prima D, quindi una borsa di studio per ogni livello di classe. Il primo è Matteo Chiozzo della classe prima D. Prego Matteo. Bravissimo Matteo, complimenti. Vi leggo anche la motivazione giustamente della borsa di studio. Matteo è molto educato, rispettoso e sempre disponibile a collaborare. È un appassionato di storia e di film, è lo storico della classe e condivide con entusiasmo le sue conoscenze con i compagni e i docenti. È vero Matteo? È proprio così? Bravissimo allora. Il secondo vincitore è Gabriele Bolsonaro. Bravo Gabriele, prego. Mettiti qua. Che leggiamo anche le motivazioni per Gabriele. Gabriele non ha ancora fatto un giorno di assenza dall'inizio dell'anno scolastico. Bravo Gabriele. Dimostrando un profondo attaccamento all'Istituto Cipriani. Il suo buon umore è contagioso ed è una risorsa positiva all'interno della classe. Bravo Gabriele, bravo, complimenti. Il prossimo è uno studente di una classe terza, precisamente della classe terza C Eno, ed è Francesco Cavani. Prego Francesco. Complimenti Francesco. Vieni qui tra di noi. Leggiamo la motivazione. Francesco. Francesco ha dimostrato costante impegno e volontà di migliorarsi sia nelle materie pratiche che in quelle teoriche ed ha tenuto sempre una presenza assidua. È così? Bravo Francesco, bravo. Arriviamo alle classi quarte. Allora, lo studente che si è distinto in classe quarta e nella classe quarta A accoglienza turistica è Lorenzo Doria. Bravo Lorenzo. Vieni qua Lorenzo. Bravo. Ecco Lorenzo. Lorenzo è elegante, ha un comportamento maturo e responsabile nei confronti dei compagni e dei docenti, è sempre disponibile e partecipa alle attività con eleganza. È proprio elegante, è proprio il tuo aggettivo distintivo, vero Lorenzo? Quando passa, buongiorno preside, come sta bene? Lui è sempre il primo, è l'emblema della scuola accogliente, è vero Lorenzo? Bravo. Ecco, e l'ultimo
last but not least, come si dice, vero? Classe quinta B sala, la vediamo tutta impettita nella bellissima divisa, Laura Gerardo. Brava Laura. Leggiamo anche per Laura la motivazione. Laura ha maturato un profondo legame nei confronti della scuola, dei compagni, dei docenti e di tutto il personale. Ha dimostrato impegno e serietà, conquistando un'ottima autonomia in tutto ciò che fa. Vero? E poi è la più affettuosa di tutti, sempre. Vero Laura?